Agrigento, nell'ambito della rassegna letteraria Autori Inemergenti, organizzata dal Sindacato Librai Sicilia e dalla libreria Il Mercante di Libri di Alessandro Acurso Tagano, in piazzetta Purgatorio è intervenuto il giornalista e scrittore di Racal Muto Salvatore Picone, che ha presentato il suo libro di zolfo e di spada, conversazioni con Vincenzo Consolo su Leonardo Sciascia. Il libro è stato pubblicato pochi mesi fa dalla casa editrice Sciascia di Caltanissetta e raccoglie, in quest'anno che si celebrano i 30 anni dalla scomparsa di Leonardo Sciascia, le interviste che avevo fatto a Vincenzo Consolo, un amico di Sciascia, uno degli ultimi scrittori siciliani del Novecento, interviste che richiamano un po' il ritorno di Vincenzo Consolo nei luoghi di Leonardo Sciascia e quindi ritorni alla campagna della Noce, ritorni nella Regal Petra di Sciascia e anche a Grotte, il paese del premio Racalmare. Interviste che un po' racchiudono il pessimismo di questo scrittore, ma anche un pochino la speranza affidata soprattutto ai giovani siciliani. Quindi un libro di memoria, un libro che ritengo utile per conservare questo ricordo di Consolo, l'autore del Sorriso dell'ignoto marinaio, proprio dedicato a Leonardo Sciascia. E oggi presentiamo il libro di zolfo e di spada del giornalista Salvatore Picone. E la prossima settimana verrà il premio Giara d'Argento precedente, col libro precedente a quello che presenteremo giovedì prossimo, Cristian Bartolomeo con Malagloria. Questo libro ha vinto il premio nazionale RTL 102.5. Quindi continuiamo con questo nostro progetto di diffusione di libri di autori locali fino al 5 settembre. Salvatore Picone è un autore che io conosco da tantissimo tempo e lo conosco come impegnato nell'arte, come operatore culturale, lo conosco per le sue doti di impegno in tutte le cose che fa. Di zolfo e di spada è stata una sorpresa, non doveva esserlo per me, perché lui frequenta quell'ambiente, la Fondazione Sciascia, il teatro, ma è stata una sorpresa perché lui fa un lavoro di scavo lentamente, in vari periodi, con Vincenzo Consolo, per arrivare poi sempre a quel rapporto tra Consolo e Sciascia, tra Consolo e la società di allora, tra Consolo e i problemi sociali che investivano l'Italia di quel tempo. Ecco che esce fuori un libro che io consiglio per riuscire a capire ancora meglio, tramite un uomo del Sud, i problemi dell'Italia.